Siamo con Alessandro dell'azienda agricola Il Monticello, perché è proprio un monticello. Ciao Alessandro. Ciao. Bene, allora, la tua azienda agricola si occupa non solo di vino, ma anche Di olio. Bene. Facciamo olio e vino. È un'azienda che è nata parecchi anni fa, è nata per scherzo, come tante cose che succedono nella vita. Nel 1982 mio papà, ingegnere elettronico in Otto Melara, eredita una piccola casa, una casa con un po' di terreno. E siccome i soldi non erano tanti, ha detto, facciamo il vino per regalare agli amici. E abbiamo fatto, non c'era ancora la DOC, e ha fatto 300 bottiglie da regalare ai propri amici. Nel periodo di Natale, subito dopo Natale, questi amici hanno telefonato dicendo che volevano comprare il vino e quindi da lì è partita l'azienda agricola Monticello. Mio papà ha detto facciamo una piccola azienda in modo che possiamo con i soldi che facciamo del vino tenere puliti i terreni, e quindi è partita questa attività nel 89, nel 94 è stata presa in mano da mio fratello. L'azienda faceva circa 3.000 bottiglie in quel periodo e da lì l'abbiamo trasformata. Noi produciamo tutto con nostre uve, quindi non compriamo né uve né mostri di vini, e attualmente produciamo circa 130.000 bottiglie che sono vendute per il 70% sul mercato italiano e per un altro 30-32% sul mercato estero. Francia per il primo modo, poi abbiamo gli Stati Uniti, Giappone, Belgio, eccetera eccetera. Alessandro, che tipo di vino producete? Che uva è questa? Questo vigneto in particolare è un vigneto molto particolare, nel senso che questo vigneto è un vigneto che è di Vermentino, è fatto su un terreno che è di argille grigie, proprio argille grigie. Produciamo un Vermentino che si chiama argille grigie proprio, e è un cru. È un cru di Vermentino dove abbiamo scoperto, anche questo per caso, perché poi il fattore C nella vita conta parecchio, diciamo. Le argille grigie abbiamo scoperto che facendo una vinificazione a parte, quindi da sola, sviluppa dei sentori di macchia mediterranea, di camomilla, timo, lavanda. È un vino che vendiamo per la maggior parte ai ristoranti stellati, in parecchi posti d'Italia e anche fuori dall'Italia, e ha anche dei prezzi abbastanza importanti. Qua siamo all'interno del territorio della denominazione dei Colli di Luni. Colli di Luni che vanno da Bolano fino ad arrivare a Dogano Tonovo. È una delle poche DOC che è interregionale, quindi prende anche una piccola parte di Toscana, la zona del comune di Fosdinovo. La Colli di Luni è famosa ormai in diverse parti del mondo, oltre che in Italia, per il Vermentino. Gli stessi sardi, molto campanilisti che sono, riconoscono che il Vermentino fatto in Liguria nei Colli di Luni ha delle caratteristiche, delle peculiarità molto importanti, perché noi manteniamo un'acidità, e questa acidità dà modo di abbinarsi molto bene con il vino e fare dei vini che si bevono molto facilmente. Mi hai messo alla prova, io ho detto è terra pulita, però in realtà non ha nessun odore. È lettame, viene tenuto qua per 2 anni, noi ne facciamo circa 3.000 quintali l'anno. Quindi cosa facciamo? Prendiamo questo lettame, viene messo a dei cumuli, dei parallelepipedi grossi, di alti 2 metri, e viene 3-4 volte l'anno girato. Questo per fare entrare ossigeno dentro, perché il compostaggio è una reazione aerobica. Questo qua è sostanza organica, quindi prendiamo noi il filare, come vedete lì davanti, che c'è una montagnetta sotto alle viti, viene fatto come una canalina, viene scalzato si dice, quindi proprio sotto le piante viene aperto, e poi viene distribuito questo. Quindi prendiamo ogni anno, tra un paio di settimane lo facciamo questo lavoro, e viene messo circa dai 100 ai 150 quintali di compost, che è sostanza organica super naturale. Certo. E poi viene ricoperto. In questa maniera cosa facciamo? Andiamo a portare la parte di, chiamiamola, energia che la pianta ha assorbito del terreno, gliela ridiamo, e quindi abbiamo modo di andare avanti a avere delle produzioni di alta qualità senza usare chimica o altre porcherie del genere. Quindi grazie a questi sistemi che adottate, certo, abbiamo quindi i sali minerali dalla profondità, la sostanza organica sul suolo, più quello che le assorbe per il ciclo produttivo, che noi ogni anno gli reintegriamo, certo, con quello che facciamo con la natura stessa. Quindi è assolutamente un sistema, un ciclo biologico. Certo, un ciclo chiuso. Siamo presso le cantine del Monticello
E dietro di noi ci sono anche dei campi che vedo che sono in una fase abbastanza iniziale. Esattamente, questo qua è un terreno dove abbiamo piantato 2 anni fa questo vigneto, ora ci prepariamo la prossima settimana a palificarlo, quindi sono delle piantine di 2 anni, anzi 3 perché il primo anno lo fa in vivaio, quindi la pianta quando viene acquistata che ha già 1 anno, è composta da 2 parti, uno compra le radici e il vitigno, sotto c'è la vite americana, quella che noi mangiamo, chiamiamo la comune vite americana, e sopra invece c'è il vitigno vermentino, albarola, moscato, chardonnay, quello che è. In questo caso qua è un vigneto tutto vermentino, e qua possiamo vedere dove siamo localizzati. Siamo sopra a Sarzana è quel paese qua sotto. Il primo castello è composto da 2 castelli, c'è un castello dentro Sarzana che si chiama Cittadella e la Castella di Castuccio Castaccari, confinanti con la Toscana, che è subito di qua. Il paese che vediamo subito qua sopra è Fosdinovo, e il mare davanti. Il mare davanti perché? Il mare davanti è molto importante perché riusciamo a prendere con questo le brezze marine che abbiamo tutte le sere, riusciamo a avere questa sapidità dei vini, che sono una nota che contraddistingue poi tutti i vini liguri, i vini costieri dell'Italia. Bene, io vedo che a parte questo campo, che insomma queste vigne che sono in fase, come mi spiegavi tu, iniziale, vedo che ci sono anche degli ulivi. Certo, noi produciamo anche olio, abbiamo circa 2 ettari di oliveto, produciamo 600-700 litri d'olio l'anno, una produzione molto bassa perché noi in Liguria qua abbiamo delle produzioni molto basse. È un prodotto per noi un po' un riempitivo di catalogo perché la nostra produzione principale è fare vino, e però anche quello è una cosa del nostro territorio, una cosa della nostra sicuramente cultura. sarà fatta con l'attenzione che vi contraddistingue appunto come azienda. L'olio a tavola ci vuole sempre una bella insalata con un buon olio, è buonissima però. Alessandro, siamo all'interno delle cantine, ci sono le botti, chiamiamole così, anche se o vasche, e vedo che c'è un qualcosa di particolare che io non ho mai visto. Questo è un robot. Questa qua è una macchina che serve per fare le analisi. Io dico sempre che nella vita bisogna un pochino basarsi sul fattore C, però bisogna anche monitorare le cose, cercare di muovere le leve che tu hai in maniera che vengano a tuo vantaggio. Quindi andare a raccogliere l'uva nel momento esatto è una cosa molto importante. Per far questo bisogna avere dei dati. Noi abbiamo comprato 4 anni fa questa macchina. Questa macchina cos'è? Una macchina robotizzata che attraverso un piccolo campione di vino messo dentro la macchina, cosa fa? Fa tutte le analisi relative a questo campione. E quindi possiamo andare a tracciare l'indice di maturazione delle uva, come sta cambiando l'acidità, se sta bruciando acido malico o acido lattico, eccetera, eccetera. E attraverso questo possiamo fare in modo di avere dell'uva che entra in cantina che sia perfetta per il momento. E questo è molto molto importante. Alessandro, siamo scesi sottoterra e siamo nella parte più fresca dove conservi le bottiglie. Certo, qua siamo a 15 metri sottoterra. 15 metri perché? Perché vogliamo una temperatura più o meno costante durante l'anno e un'umidità abbastanza alta, perché abbiamo dei legni, quindi dei contenitori in legno, e i contenitori in legno hanno bisogno di umidità. Se non avessimo umidità esterna, il vino passerebbe dall'interno verso l'esterno. E siccome noi siamo liguri, non vogliamo che passi di questo, vogliamo che rimanga dentro la barrica. Quando un vino va in bottiglia, per evitare che ci siano dei corpuscoli dentro, vengono utilizzati dei filtri, dei sistemi di filtrazione, che sono o filtrazione, di solito sono filtrazione a cartoni, quindi sono dei cartoni dove il vino passa all'interno e viene giù attraverso dei tubi e va dentro una macchina che serve per imbottigliare. Il vino precedentemente era dentro la vasca, dentro la botte, e dentro lì c'era un'entropia, c'era un disordine, cioè tutte le catene organiche del vino erano tutte disordinate. Poi un giorno noi abbiamo deciso di imbottigliare, quindi abbiamo deciso di farlo passare attraverso questo filtro.
facendolo passare attraverso questo filtro, se noi potessimo guardare a livello atomico subito dopo, cosa vedremo? Vedremo queste catene tutte in fila come dei soldatini, perché sono stati obbligati a passare dentro dei buchi di un certo dimensione. Quindi se noi assaggiassimo il vino subito dopo l'imbottigliamento sentiremo un vino che è sempre buono, ha sempre aromaticità, però è un po' squilibrato, proprio perché non esiste più questa entropia, questo disordine. Quindi bisogna aspettare un po' per fare in modo che questo vino riprenda il suo disordine. Quindi il fatto di far decantare il vino non è una leggenda? No, non è una leggenda, ma è proprio quello di aspettare un attimino, 1 mese, 2 mesi, 6 mesi o più, per fare in modo che si ricrei questo disordine. Poi a questo punto, quando il vino è imbottigliato, viene stoccato in questa maniera. Perché viene stoccato così? Perché quando imbottigliamo una bottiglia di vino andiamo a inserire il tappo dentro. Quindi l'aria, anzi in questo caso è azoto alimentare, quindi il 60% è un gas supernaturale perché il 70% dell'aria è azoto, viene compresso. Quindi se noi appena imbottigliato il vino andremo a metterlo sdraiato avremo un problema. Perché? Perché il sughero, che è il tappo, non è un materiale ideale, quindi ha un tempo di espansione ben preciso e questo volume di gas qua avrebbe una pressione più alta di quella esterna. Quindi se noi lo mettessimo sdraiato avremo delle curature di vino. Quindi noi cosa facciamo? Lo mettiamo in piedi dove sta da 2 settimane a 6 mesi, in modo che la pressione interna sia uguale a quella esterna. A questo punto viene etichettato, incartonato e preparato per la vendita. In questo momento, quando lo mettiamo nei cartoni, lo mettiamo sdraiato, perché a questo punto sì che è importante che il vino bagni il tappo. Questo perché? Perché se il vino non bagna il tappo, essendo un materiale legnoso tende a restringere e quindi a fare entrare aria, e questo non lo vogliamo noi, perché avremo dei processi ossidativi e rovineremo il vino. In questa maniera quindi noi abbiamo tutte scatole dove la bottiglia sta sdraiata e quindi evita questa cosa qua. Abbiamo imparato anche questa cosa. E invece, toglimi questa curiosità, quando si apre il vino in casa, prima di berlo, è giusto farlo ancora decantare quella mezz'ora, quei 3/4 d'ora? Oppure quella in effetti forse è una leggenda? Allora, c'era una volta Mike Santinori che mi ha raccontato questa cosa qua in una maniera molto bella, secondo me. Allora, se uno prende una persona giovane che è seduta su una sedia e gli dici fai una corsa, la può fare tranquillamente. Se al contrario c'è una persona che è lì da tanto tempo, semmai una persona che è stata seduta o sdraiata per 1 anno, 2 anni, stiamo bevendo un Barolo del 75, pensiamo un po' 75, quanti anni che è lì seduta, e poi lo apriamo e vogliamo fargli fare una corsa, dopo 3 passi cade per terra. Quindi un vino è un po' come una persona, se te prendi un vino giovane lo puoi prendere a aprire e bere, perché è abituato a stare in piedi. Se te prendi un vino invece che è lì fermo per tantissimo tempo, è bene che lo apri, è bene che lo fai decantare e che gli dai un attimino di tempo per riprendersi. E quindi anche usare il decanter, può essere che il decanter sarebbe quel vaso di vetro che serve per aumentare un po' l'ossigeno all'interno, è una cosa sicuramente positiva. Alessandro, qui abbiamo le bottiglie esposte e ora in poche parole mi devi riassumere quello che è l'offerta della cantina. Questa qua è la nostra produzione, è partita nell'82 con un vino solamente che non era neanche DOC, perché la DOC è del 1989, la DOC Oli l'unico. Noi siamo partiti nell'82, siamo una delle 5 aziende che abbiamo fondato la denominazione. Questa qua è la nostra produzione attuale, quindi piano piano, anno dopo anno, abbiamo incrementato la produzione. Non solo perché ci piaceva, ma perché secondo noi bisogna mettere un po' di brio nelle attività, e se uno fa sempre la solita cosa poi tende ad addormentarsi e poi sbaglia. Invece se si introduce qualche cosa di nuovo, qualche cosa di innovativo, sempre introduci quel brio che dà modo di rimanere sempre molto attento nel fare le cose. Noi qua abbiamo 4 vermentini, i primi 4, abbiamo il Groppolo, che è il vino che produciamo di più, è il primo vino che abbiamo fatto, è un vino fresco che per aperitivi va bene a tutto pasto. Poi abbiamo il Poggio Paterno, che è un vino, sempre un vermentino, che esce con una nuova differenza, un vino che fa un passaggio in legno, anche se il legno non si sente. Noi abbiamo imparato tanto, sono andato tante volte in Francia a imparare a usare le barrique, usiamo il barrique molto in maniera molto molto oculata. Un vino che va benissimo con carni bianche, cucina alla Ligure. Poi abbiamo i Ducru,
argille grigie e argille rosse. Quindi questi qua sono due vigneti, uno di fronte all'altro, uno l'abbiamo visto stamani, argille grigie, quindi qua abbiamo macchia mediterranea, mentre argille rosse abbiamo frutti molto maturi. Sono due vini molto opulenti, due vini che vanno bene, spaziano molto da carni bianche a pesci con dei sughi. Poi abbiamo un rosato, che è un rosato sempre in base ciliegiolo, un vino che forse è il vino più ampio spettro che abbiamo, un vino che si può abbinare da pesce a carne, ma possiamo mettere anche come un aperitivo, con una pizza. Due rossi. Noi, pur essendo dei liguri, produciamo parecchi rossi, facciamo circa una quarantina, 40.000 bottiglie di rosso. Abbiamo un rosso che è il rupestro, che è un rosso sempre in base sangiovese, e un restante 60% sangiovese e un restante 40% abbiamo del ciliegiolo, del canaiolo. È un vino dove andiamo a togliere i vinaccioli nelle prime 24 ore. In questa maniera abbiamo pochi tannini e abbiamo è un vino che si può abbinare molto bene a carne, ma possiamo abbassare un po' le temperature e metterlo con dei pesci. Non dico una soglia al vapore, ma una carne al forno con le patate, del cacciucco, una zuppa, una cosa buona. Ci sta benissimo. Poggio dei Magni invece è un Colli rosso riserva, un 60% sangiovese, un restante 40% è Pollera nera e Massaretta. È un vino che possiamo abbinare a cacciagioni, carne, bistecche, un vino già con le sue spalle. Tutti vini fermi, tutti vini secchi. Passito è un passito fatto abbiamo Vermentino, Albarola, Colombana. È un vino fatto in maniera un pochino atipica, nel senso che è il primo vino che facciamo. Normalmente è una vendemmia tardiva quella del passito, noi invece l'anticipiamo perché vogliamo avere della grossa acidità. Ci piacciono i vini passiti dell'Alto Adige, quelli della Mosella, del Reno, i vini passiti della Val d'Aosta, e per quello abbiamo anticipato le vendemmie, facciamo un appassimento molto lungo. È un vino che va benissimo con i formaggi. E vedo ancora 2 bottiglie qua sopra. Questo qua è una prova, è un progetto che abbiamo cominciato quest'anno, è un mélange noi siamo al confine con la Toscana, sì. E quindi per noi andare in Toscana sono 300 metri di distanza, e quindi non tutte le persone lo sanno, però ogni regione può piantare determinati vitigni, non si può piantare quello che vogliamo. Faccio un esempio: se voglio piantare del Gewürztraminer, io non lo posso piantare, ma non posso neanche piantare della Vernaccia. Io ho una trentina di vitigni che la regione autorizza, io posso piantare quei vitigni lì. E la Toscana idem con patate, l'Emilia altri idem con patate. Quindi noi abbiamo un grosso vantaggio, abbiamo la possibilità, essendo al confine, di utilizzare i migliori vitigni da un punto di vista della piacevolezza della Liguria e i migliori vitigni della Toscana, e fare una cosa nuova che non esiste, perché nessuno ha mai fatto un blend di uve di diverse regioni, perché non lo prevedono neanche i disciplinari. Quindi abbiamo fatto 2 vini generici fatti secondo la nostra filosofia di piacevolezza, cioè devono essere dei vini che devono piacere. Secondo me il vino non è una cosa che deve rimanere lì nel tempo e no, non è ancora l'occasione per berlo. Il vino va bevuto, il vino devi godere bevendo una bottiglia di vino, sì. Anzi, deve finire, devi prendere un'altra, perché il vino è convivialità, il vino sì. È amicizia, il vino è una cosa proprio che unisce le persone. E qui abbiamo in pratica unito i profumi, i sapori di Liguria a quelli che sono della Toscana. Esattamente, per fare 2 vini che siano proprio piacevoli. Sono un blend di uve per fare 2 vini proprio improntati su blend, il Monticello blend piacevolezza. Alessandro, questa macchina io non la conosco, non l'ho mai vista, mi devi spiegare che cos'è, perché qui avete la tecnologia però con grande attenzione ingegneristica, avete inventiva, creatività, non manca niente a questa azienda agricola. C'è anche molta tradizione. Ecco, certo. Succede che tante volte la tradizione e l'innovazione devono un po' essere coniugate insieme, ma bisogna sempre prendere un pochino le cose con le molle. Io mi ricordo quando ho cominciato a fare questo lavoro, per diraspare l'uva si usava la diraspatrice. Tante persone avranno visto che aveva una maniglia che dovevi girare con tanta forza. Poi è arrivata la persona che ha detto: no, sai cosa facciamo? Ci attacchiamo il motore della lavatrice, così fatichiamo di meno. Ci ha attaccato il motore della lavatrice e questa macchina andava velocissima, con lo svantaggio che andava a rompere tutti i raspi. Se noi mettiamo un raspo in bocca dell'uva, come lo sentiamo? Lo sentiamo amaro. Quindi andavamo con la tecnologia, abbiamo introdotto un difetto, l'amaro. Un tempo come si schiacciava l'uva, perché quello che facevano i nostri nonni era cosa data dall'esperienza di decenni, quindi era fatta
con la testa, con l'esperienza. I nostri nonni come schiacciavano l'uva? L'uva veniva schiacciata con i piedi. Perché? Perché veniva schiacciata in maniera molto soffice. Si evitava di lacerare il raspo, i vinaccioli, quindi parti che potevano tirare fuori dall'uva sostanze amare. Questa cos'è? È una macchina che simula i piedi dell'uomo. Quindi questo cilindro che gira, dentro ha per il 50% un pallone di gomma alimentare. L'uva viene infilata qua dentro e poi questo pallone si gonfia, in effetti viene fatto il vuoto, però si gonfia e schiaccia l'uva contro le pareti. Schiacciando l'uva il mosto esce fuori e in questo caso non a contatto con l'aria va a finire dentro le botti, dentro le vasche. Perché non a contatto con l'aria? Perché nelle normali presse o nei normali torchi questo processo è un processo ossidativo. Noi non facciamo questa cosa qua, quindi evitiamo attraverso questo pallone che vediamo qua sopra e attraverso dell'azoto alimentare andiamo a saturare sia la vasca che questo pallone, l'uva con l'azoto, evitiamo che partino dei processi ossidativi, quindi andiamo di andare a bruciare delle parti aromatiche che sono dentro l'uva stessa, simulando una cosa che si faceva centinaia di anni fa. Quindi il progresso mantenendo la tradizione. Quindi con Alessandro abbiamo visitato la cantina Il Monticello. Ora spegniamo le telecamere e andiamo ad assaggiare il vino. Certo, Andiamo.